Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche a questo spazio informativo su friulitv.net, aggiornamenti chiaramente di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con le novità per quanto riguarda Green Pass e colori delle zone, perché sulla base dei dati relativi all'andamento della pandemia, da lunedì prossimo il Friuli Venezia Giulia dovrebbe passare in zona gialla. A quanto si apprende, si sta lavorando alla possibilità di anticipare di una settimana la nuova stretta introdotta con il Super Green Pass per adottare già da subito misure omogenee a quelle che entreranno in vigore il 6 dicembre prossimo ed evitare le restrizioni previste per la zona gialla sino ad oggi. E restiamo in tema con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, dunque andiamo ad aprire anche la pagina giunti in redazione e dunque vediamo com'è la situazione per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 28.045 tamponi e test sono stati riscontrate 845 positività. Nel dettaglio, su 8.856 tamponi molecolari, 772 nuovi contagi. Su 19.189 test rapidi antigenici, 3 i casi. Oggi si registrano 4 decessi, una donna di 95 anni di Muggia e una di 92 di Trieste, morte in casa di riposo, un uomo di 87 anni di San Dornigo della Valle e uno di 74 di San Giorgio di Nogaro, morti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28, i pazienti in altri reparti 249. Nel sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un medico, 4 amministrativi, 9 infermieri e un operatore sociosanitario all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, un medico, un infermiere e 3 amministrativi in quella del Friuli occidentale, un infermiere, un operatore sociosanitario, un autista, uno psicologo e 2 amministrativi in quella del Friuli centrale, un biologo, un'ostetrica e un amministrativo al Burlo Garofalo di Trieste. Infine sono stati rilevati 23 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione e 10 tra gli operatori. Ed ora cambiamo argomento restando in cronaca perché c'è appena giunta la notizia da parte del sindaco di Osoppo, Luigino Bottoni, che fa sapere attraverso il suo profilo Facebook, vedete dalla foto, in questo momento di difficoltà le persone dovrebbero pensare ad unire, risolvere e trovare soluzioni. Invece esplode sempre di più l'odio ingiustificato, ingiustificabile e questo non è tollerabile nella forma più assoluta. Il comune di Osoppo sporgerà denuncia per questi imbrattamenti ingiuriosi. Come si dice, la foto parla da sé. Adesso cambiamo argomento, partiamo col primo servizio, andiamo a Trieste. Assessore Scocimarro, con Recap, un progetto per il recupero delle capsule di plastica del caffè, siamo tra i primi in Europa a portare avanti un progetto che diventa reale, concreto, verso l'economia circolare. Certo, passiamo dalla poesia alla prosa e andiamo nello specifico a mettere insieme due grandi colossi del caffè con tre società regionali di appunto raccolta e riciclaggio dei rifiuti per andare nel senso di questo progetto RECAP che andremo ad utilizzare le cialde di plastica appunto del caffè. È una cosa innovativa, siamo i primi certamente in Europa e va nel senso di quella che è il riciclo dell'economia circolare. Quindi andiamo nel dettaglio, nei fatti, a poter riciclare questi materiali. Torniamo in studio, adesso ci spostiamo a Grado per l'esercitazione della protezione civile che si è svolta nei giorni scorsi, ha visto in particolare proprio quella locale. Le esercitazioni sono fondamentali per testare e preparare il sistema e un'efficace risposta in caso di emergenza. La scorsa settimana i volontari del Comune di Grado si sono esercitati in un intervento di soccorso in mare in occasione di un incendio assieme alla Capitaneria di Porto e ai vigili del fuoco. Gli incendi di natanti non è un rischio residuale per i diportisti che di frequente sono stati tratti in salvo grazie all'intervento di professionisti e volontari del soccorso.
Proprio per garantire massima efficacia ed efficienza degli interventi, anche congiunti, la Guardia Costiera organizza con una certa frequenza attività esercitativa coinvolgendo funzionari e volontari del sistema integrato di protezione civile del Friuli, Venezia, Giulia. E adesso torniamo a Trieste col prossimo servizio. Di che cosa si tratta? Che cosa comporta questa dichiarazione di intenti? La dichiarazione di intenti è un progetto ambizioso. Vogliamo sfruttare la nostra posizione, la nostra possibilità di essere veramente al centro dell'Europa. Sfruttiamo il nostro essere transfrontalieri per fare qualcosa di estremamente importante. Vogliamo aiutare la transizione ecologica sul serio, vogliamo abbandonare l'energia al carbone, quindi vogliamo uscire da questa cosa e lo facciamo mettendo un impegno preciso che vuole dire al nostro territorio e all'Europa, a cui chiederemo ovviamente le risorse per fare tutto questo, che noi siamo pronti per partire, che vogliamo ascoltare quello che oramai i cittadini, ma pensiamo ai nostri giovani che un po' in tutto il mondo ci dicono con chiarezza e con forza: vogliamo che preservate questo mondo. Ecco, noi vogliamo impegnarci su questo, lo vogliamo fare sul serio, per cui quella di far sì che quest'area possa diventare una delle valli dell'idrogeno che in Europa stanno sorgendo in maniera importante. Pensiamo a quello che viene fatto già in Olanda, abbiamo sentito oggi per esempio all'evento che viene fatto al Perla, che per esempio anche a Maiorca, no, vengono fatte delle cose molto interessanti e sono già a buon punto. Per cui non vogliamo perdere questo treno, è fondamentale esserci da subito. E infatti subito dopo i nostri tecnici si riuniranno, faranno un tavolo per gettare un po' le basi di quello che sarà il grande progetto, ecco, di sfruttare finalmente un'energia pulita come l'idrogeno e sostituire tutto quello che oggi inquina e che soprattutto è responsabile in misura molto importante dei cambiamenti climatici a cui oggi assistiamo ogni giorno. Ecco, chiaramente non era Trieste, come avete visto nel servizio, ma era esattamente alla Transalpina, proprio sul confine tra Gorizia e Nova Gorizia. Ci scusiamo, ma nella nota era stato detto Trieste. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon pomeriggio. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.